potremmo già rispondere alle vostre ulteriori domande, nel senso che Alessia si è fatta delle domande, le ha rivolte a voi, vi ha dato anche delle risposte, ma normalmente non è sufficiente sentire una cosa una volta sola. Normalmente abbiamo bisogno di sentire riconfermata una cosa, farla nostra, farla propria, farne l'esperienza, dopodiché diventa una consuetudine, un modo normale di interagire tra noi, la nostra mente, il nostro pensiero e quello che andiamo a trasferire agli altri. Ed è proprio questa la parte più importante, perché così come io sono qua oggi per trasferire a voi delle informazioni, e di questo non l'ho ancora fatto, vi ringrazio per essere qua, vi ringrazio per aver ospitato noi tutti, ringrazio chi ha organizzato la serata, ringrazio il signor Gazzola che ha messo a disposizione questo bellissimo ambiente, e la cosa importante ringrazio perché voi da questo momento, per quanto mi riguarda, siete i nostri rappresentanti locali, siete le persone che hanno goduto di un privilegio che è quello di ascoltare delle informazioni di prima mano da chi a sua volta, nel mio caso e nel caso di Alessia e Gianluca, le hanno fatte proprie mettendo assieme dei dati ed elaborando le stesse cose che poi vi riportiamo. Vorrei iniziare con una domanda retorica: quanti tra di voi pensano che questa situazione che Antonio vi ha elencato e che Alessia ha rimarcato possa essere migliorata? Qualcuno pensa che ci sia del margine di miglioramento o state già bene così? Qualcuno vorrebbe migliorare la situazione? Siete tutti d'accordo? No, voglio sapere con chi ho a che fare. Tutti vogliono migliorare la situazione. No, qualcuno è contento di come stiamo, qualcuno è soddisfatto? No, così almeno sappiamo che parliamo di Io credo che questo Stato, e allora siamo tutti d'accordo, non occorre che vi faccio la seconda domanda retorica, sia irriformabile. Alessia prima ha detto che servono dei numeri, bisogna, per avere l'autonomia è necessario avere un tot di ministri, di parlamentari, di deputati. Io voglio andare ancora più in profondità. Io vi dico che questo Stato è irriformabile non tanto per quanti parlamentari, cioè questo ovviamente sì, ma perché proprio il sistema non lo permette. Cioè il sistema è marcio, corrotto, fallito, vecchio, superato, antico, ammuffito, ok? Cioè un sistema che andava bene 150 anni fa, una legge che è stata creata dai padri fondatori che noi tutti rispettiamo ma che purtroppo sono morti e non si possono più vergognare di qualche errore che hanno fatto, è una legge che va per forza rivista. Io credo che nessuno di voi, se a qualche azienda stia gestendo la propria azienda come la gestiva il proprio bisnonno. Il mondo è cambiato, l'attesamento è cambiato, quindi il sistema dovrebbe essere modernizzato. In realtà il sistema non è mai stato modernizzato per un motivo molto semplice: per garantire dei privilegi ad una classe di dirigente che di tutti voi e di noi non gliene frega assolutamente nulla. Quindi io vi spiego perché in due passaggi, ma facciamo finta di essere a scuola perché io poi vi interrogo per vedere se avete capiti, ok? In due passaggi vi spiego perché questo Stato è assolutamente irriformabile. Uno, è irriformabile perché, o meglio, vi spiego come lo dimostrano che è irriformabile. Perché tutti i partiti che oggi hanno la presunzione di governare questo paese mettono periodicamente una pedina nuova, l'immagine del rinnovamento, l'immagine del rottamatore, quello che scende in campo, il nuovo che avanza. In realtà per ogni persona nuova, per ogni volto nuovo, per ogni progetto nuovo che i nostri partiti politici italiani propongono, non c'è mai un ricambio reale. Cioè il fatto che adesso prendiamo una persona che è un po' sotto i riflettori, che è Matteo Renzi, caro ragazzo, in televisione, potrei andarci a mangiare la pizza, nessun problema. Il problema è che se entra Matteo Renzi a rappresentare quel partito, non è che Massimo D'Alema se ne va, rimane là lo stesso. Quindi, oltre che ad essere una pedina dalle vecchie cariatidi che continueranno a dare indicazione, abbiamo uno in più da pagare. Cioè, il rinnovamento in Italia significa cambiare al fiocco al patto senza neanche mai averlo scartato questo pacchetto. Quindi, un'evidenza è che quando si parla di rinnovamento, ve ne siete accorti anche voi, questo rinnovamento non avviene praticamente mai. C'è solo una forma, i media ovviamente aiutano perché vi distraggono, ci distraggono con un sacco di cose, solo la fortuna che la televisione non si è spenta, quindi ascolto solo la radio, almeno non vengo bombardato visivamente. I media distraggono, vi danno le novità, al bar parliamo di Renzi, parliamo di Berlusconi se scende o se non scende, poi c'è ancora di cosa ha fatto Di Pietro, ma ci dimentichiamo che questo teatrino è come Beautiful, è come Dallas, è un qualcosa che con il personaggio nuovo che entra
incollano la massaia per un altro po' di anni e la massaia è contenta, dai, hai visto su Beautiful che c'è il figo nuovo? Hai visto che su Dallas, mi ricordo quando ero piccolo, e hanno fatto una nuova scenettina che andrà avanti per altre 70 puntate? Ecco, questo è un sistema per distrarvi da qualcosa che in realtà è evidente. Io non ho mai visto cambiare niente nell'organizzazione di questo Stato, mai. Ho 43 anni, sono da quando ho 20 anni che comincio ad ascoltare qualche notizia, quindi in 23 anni non ho visto cambiare niente, ma chi ha qualche anno più di me, qua c'è qualcuno, credo possa dire che non ha mai visto cambiare niente negli ultimi 30 anni, 40 anni, perché è un sistema che appunto è corrotto, è finito, è esaurito. E questa è la prima motivazione. La seconda motivazione invece è una cosa che a me sta molto più a cuore, perché da sempre, quando sono nato, io sono nato in una famiglia originaria di Vedelago, di queste zone, ho anche vissuto alla Casetta del Tivoli per un po' di tempo, adesso abito a Nervesa e lavoro a Susegana. Quindi la provincia l'ho conosciuta. Ho conosciuto anche tante difficoltà perché vengo da una famiglia molto povera e abbiamo dovuto lottare per sopravvivere quasi. E il fatto di dovermi essere sempre, di dovermi essere adattato, di dover trovato delle strategie per salvarmi, per poter studiare, per aiutare la famiglia, mi è sempre dato quella sensibilità per capire quando qualcuno propone qualcosa di realizzabile e quando invece qualcuno, come diceva Alessia prima, propone qualcosa di frivolo, che non ha concretezza. È una cosa che a me balza subito agli occhi quando sento parlare qualcuno della nostra politica attuale, è quando dicono bisogna aiutare i giovani, bisogna mettere in piedi una strategia di sostegno per le imprese, bisogna lavorare affinché gli extracomunitari abbiano, bisogna lavorare perché... Ma bisogna chi? Bisogna come? Cioè, qual è la strategia per attuare questo? La strategia non ve la spiegano mai. Se voi ascoltate un'intervista di un politico italiano, vi dice bisogna, ma non vi dice mai bisogna fare questo, per questo faremo in questo modo e per ottenere questo sarà necessario avere questa risorsa. Ma perché non lo fanno? Per un semplice motivo, perché per cambiare le cose ci vogliono energie, le energie in politica sono denari e i denari li hanno già bruciati per mantenere questo sistema che cura solo i loro privilegi. Ok, quindi per questi due motivi questo Stato non potrà mai darvi delle soluzioni, come diceva Alessia. È impossibile, perché i soldi vengono usati per mantenere il sistema è fallito e il rinnovamento non esiste. Quindi rimarco quello che ha detto Alessia prima e vi dico che non è possibile attendere nessun cambiamento. Okay. Veniamo invece a noi. L'autonomia è fallita, ve l'ha già spiegato Alessia, quindi è importante che voi memorizziate anche quest'altro dato. L'indipendenza è fattibile perché non si chiede a Roma. Vi ricordate? Alessia ha detto che ci vogliono tot di parlamentari, che non si chiede a Roma, l'indipendenza si chiede al di fuori di Roma. Con cosa? Con la coesione all'interno del paese che la richiede. Quindi se tutti i veneti sono d'accordo che si autodeterminano, la parola chiave è questa, l'autodeterminazione significa che tutti noi in questa sala siamo d'accordo che questa sala è una nostra, è una nostra proprietà. Siamo tutti d'accordo? Ok? Nessuno può dire il contrario, perché qua dentro siamo tutti d'accordo, c'è anche il proprietario vero, quindi non c'è più dubbio, ha fatto così. Il problema è che se qualcuno entra qua dentro in minoranza e dice no, non è vero, e qualcuno di voi ci crede, e dice beh, ma è entrato uno che ha detto che non è vero, allora io torno a casa. Ma perché devi tornare a casa? Eravamo già d'accordo che era la nostra proprietà questa, che era il posto dove noi viviamo, dove ci troviamo, dove discutiamo. Perché dovremmo andarcene da casa nostra? Capite che è assurdo pensare che noi dobbiamo sottostare a delle regole che ci vengono imposte dall'esterno, e come esterno intendo all'esterno del Veneto. Quando esistono delle leggi internazionali che anche l'Italia ha ratificato, quindi alla quale ha aderito, l'Italia ha detto sì, mi sta bene questa regola, se c'è un popolo che si autodetermina, che ha i requisiti per poterlo fare ed è coeso, il che significa che in un referendum il 51% dice sì, ha tutto il diritto di poterlo fare. Però questo è scritto sulla carta, ma nessun media sosterrà mai questa cosa, nessun partito politico si metterà mai dalla nostra parte. Perché? Ma ve l'ho spiegato prima, perché tutto quel sistema serve per favorire loro. A cosa serve quel sistema? A prendere tempo. Matteo Renzi sa che questo sistema è fallito, ma probabilmente uno di 35 anni che è arrivato là cercherà di arrivare a 55 con i 20.000 euro al mese, con i privilegi che avrà il vitalizio. Ci stanno provando a portare tutti. I genitori mettere dentro il figlio, Bossi è stata la dimostrazione. È un sistema che serve a garantire generazioni di persone, migliaia di persone che vivono alle nostre spalle. Non potete aspettarvi qualcosa, è come aspettarsi questa cosa da un dittatore. Un dittatore guarda sempre i propri interessi e poi farà qualcosa affinché noi non stiamo bene, affinché possiamo continuare a pagare le tasse.
Questa è l'unica cosa che l'hanno fatta, ma non occorre che ve lo dico io, basta che guardate intorno. Ve l'ha spiegato prima Antonio, vi ha dato i dati, Alessia ve l'ha riconfermato. Questo è un sistema che serve solo a garantire i privilegi. Ecco perché vi dico, con l'indipendenza non si va a Roma, si chiede un qualcosa all'Unione Europea, alle organizzazioni, alle Nazioni Unite, ed è un qualcosa che già esiste, ci sono le leggi per poterlo fare. Dal 2006 non è più reato chiedere questa cosa, perché dalle leggi italiane è stata tolta una legge che era assolutamente fuori tempo, ce l'avevamo solo noi e la politica, credo sia Luca giusto, che diceva che era reato d'opinione chiedere la secessione dall'Italia, cioè secessione è una parola che significa divisione, cioè, io sto qua, tu stai là, anche perché la cosa assurda è che anch'io faccio questo errore, pensiamo di doverci staccare dall'Italia, ma non siamo mica attaccati noi all'Italia, ci sono solo dei confini disegnati in una cartina geografica, noi chiediamo semplicemente allo Stato italiano di non amministrarci più. Ma sapete quanti amici ho io in Sicilia, in Puglia, in Abruzzo, in Lazio? Io insegno e frequento corsi in tutta Italia e mi trovo benissimo. Ci sono persone splendide. Tra l'altro questi movimenti come il nostro di indipendenza ci sono almeno in 6-7 regioni italiane, credo. Toscana, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Liguria. Cioè non è una cosa che ci siamo inventati noi del Veneto. L'unica cosa è che noi siamo più stanchi. L'unica cosa è che noi contribuiamo molto di più di altre regioni. L'unica cosa è che noi siamo esasperati. Non è capiosa ormai. Non ce la facciamo più. È quello che ci porta ad essere leggermente più motivati degli altri, ma che è sicuro che i siciliani sono tanto motivati quanto noi. Per altri motivi sono stanchi i cittadini della Sicilia di essere inibiti in ogni forma di imprenditoria. Io conosco dei ragazzi in Sicilia che mi hanno detto: ma perché non apri uno studio come il mio? Io sono fisioterapista, uno studio riabilitativo, e sai che quando non è possibile farlo? Che appena lo apro mi mettono qualcosa, mi passano a chiedere la tangente, perché non vogliono che lavoriamo, non vogliono che diventiamo imprenditori. Ci sono delle persone in Sicilia che prendono tutti i nostri soldi da Roma, ma non li spartiscono con la comunità, vengono bruciati dalle piccole classi, anche in Sicilia. Quindi vi capisce che questo è uno Stato corrotto a tutti i livelli e a favore di pochissime persone a scapito di tutti gli altri. Questa è la cosa importante. Noi abbiamo però una difficoltà unica, solo una, perché poi a me Gianluca approfondirà il metodo. Quello che ci tengo a farvi capire io è che in questo momento la cosa più importante è che noi siamo qui riuniti, al di là di quale sia il nome della legge, il numero, che noi siamo riuniti, perché la difficoltà più grande che abbiamo, questo ve lo può confermare Alessia, Gianluca, Antonio, chiunque, è far capire questo messaggio alle persone. La prima cosa quando noi parliamo di indipendenza è la cosa che è impossibile. Siamo stati talmente maleducati, cioè educati male, a pensare di avere un potere, che non ci crediamo più. E non c'è niente di peggiore di credere di non poter fare una cosa. Una persona che crede di non poter fare una cosa, io signori ve lo garantisco, sulla testa di mia figlia di 6 anni, non la farà mai. Perché se non credi di fare una cosa veramente, se non ti parte da dentro quel sentimento, non ce la farai mai. Quindi quello che io voglio portare nei vostri cuori questa sera è la convinzione che si può. E c'è un percorso, ci sono delle persone in quel cammino là dietro che sono lì che vi stanno aspettando e vi spiegheranno come si fa. Ognuno di voi mette una firma, ognuno di voi dà un contributo come può, dà a disposizione una sala come ha fatto il signor Cazzola. Mette i 30 euro, si fa una tessera, la fa vedere tutti quanti in giro e dice si può, perché con quei 30 euro paghiamo queste cose, non 3.000, 30, ok? Metti semplicemente una donazione, oppure dici io non posso fare niente, però dimmi se posso andare in giro ad attaccare qualche manifesto. Questo significa cosa? Mettere in discussione la propria credenza che non si può fare una cosa, perché se questa sera voi uscite da qua e dice sì, una bella idea, vedremo cosa ti fa, noi non ce la faremo mai. Perché purtroppo non abbiamo nessun grande potere, ma abbiamo un solo grande potere. Quindi non abbiamo dei poteri come quelli che hanno gli altri, televisioni, Parlamento, possibilità di legiferare, ma abbiamo un grande potere. Noi siamo l'oggetto delle loro attenzioni. E come diceva un grande luminare del 500, francese, diceva, se voi smettete di obbedire, automaticamente avete tolto il potere a chi vi dà gli ordini. Giusto? Solo che siamo talmente fortunati questa sera che vi stiamo presentando un progetto di non di disobbedienza, dove io questo non lo faccio e che vengono a prendermi e gli aspetto quel portone. No, vi stiamo presentando un progetto legale, democratico, pacifico, strutturato con degli avvocati che ringraziamo Manitù di averli con noi,
che ci hanno presentato un percorso legale fattibile, onesto, chiaro, nel rispetto delle leggi, che come dice l'avvocato Morosini, che è uno dei nostri avvocati, che proprio quelli non rispettano. Quindi noi cittadini rispettiamo una legge che loro per primi non rispettano. Questa è la grande forza, il rispetto della legge, fare le cose in maniera pacifica e crederci. Quindi io non voglio annoiarvi con anche le elucubrazioni filosofiche personali, ma voglio essere sicuro che tutti quanti voi troviate dentro di voi la motivazione, ricordatevi i dati che vi ha dato Antonio prima, la motivazione per credere che un progetto è fattibile solo se stiamo tutti insieme. Ok? Ognuno guardi la persona che è vicina e dice: io posso salvare lui e lui salva me. Cosa c'è di più bello? Si chiama fratellanza. Ok? Quindi noi la lasceremo dopo l'intervento di Gianluca dello spazio a delle domande e sarà un piacere rispondervi, perché così sentite mai per la seconda o terza volta questi contenuti e si fissano di più nella testa e ci aiuterete a crederci. Ok?